Sì, ultimamente c'è una nostalgia assurda, comunque bando alle ciance, se no poi ci dilunghiamo troppo. Tu devi stare tranquillo, noi qua stiamo prendendo un caffè. Ok, senza caffè. Senza l'ho preso caffè, prima, l'hai però. preso prima perché... L'ho preso prima, la zuppa di latte di Tony. Ciao ragazzi e benvenuti in Pure Stories. Io sono Lola e oggi abbiamo con noi un cantautore che ha fatto un viaggio tra l'R&B, il pop e la tradizione napoletana. Abbiamo con noi oggi Federico Di Napoli, facciamolo entrare. Ciao Federico. Come va? Tutto a posto. Potrebbe andare meglio, sempre meglio, ma siamo. A Ci te? siamo. Tutto bene? Allora, Federico, oggi facciamo un po' un viaggio dentro di te, cerchiamo di capire un po' che rapporto hai con la musica e come è nato quello che hai fatto. Vabbè. A volte sarò piccante, altre volte no. Allora, partiamo subito dall'origine. Quando hai capito che la musica non era solo una passione? Beh, l'ho capito sicuramente sì, quasi sin da subito, perché ho incominciato all'età di 9 anni, 10 anni con gli spettacoli musical scolastici, classici, che tutti diciamo facciamo. E questo lo dico sempre, però mi fa sempre piacere dirlo e ripeterlo, perché ricordare i momenti belli fa sempre bene. Poi mi piace tanto fare i tuffi nel passato ultimamente, non lo so perché, vado più verso il Sono passato. un po' nostalgico. Sì, ultimamente c'è una nostalgia assurda, comunque bando alle ciance, se no poi ci dilunghiamo troppo. Tu devi stare tranquillo, noi qua stiamo prendendo un caffè. Ok, senza caffè. Senza l'ho preso caffè, prima, l'hai però. preso prima perché... L'ho preso prima, la zuppa di latte di Tony. Comunque sul palco la prima volta aperto il sipario del teatro io ho sentito che quello fosse il mio posto, anche perché poi i compagni di scuola tutti a cantare, a fare il coro col mio nome, quindi erano delle emozioni che, chiaro, a 10 anni non è che puoi provare chissà quante emozioni, però erano delle emozioni troppo forti e me ne sono innamorato sin da subito, quindi ho detto ok, voglio fare questo nella mia vita, quindi la passione è ovvio perché è quella che muove tutto. Però sin da subito ho detto questo deve essere il mio lavoro, il mio futuro, quello che voglio fare da grande. Bellissimo. E ovviamente poi è anche molto caratteristica, diciamo, la tua musica, perché fa incontrare l'R&B e la tradizione napoletana. Come si sono incontrati questi due mondi? Ma perché sono due mondi che mi appartengono, cioè sono dentro di me. Sono dentro di te. Io la stessa settimana, qualche mese fa, nella stessa settimana ho aperto il concerto di Serena Brancale, jazzista ancora prima di Anna McCord, ancora prima diciamo della figura pop, dell'icona pop che oggi conosciamo, jazzista, e nella stessa settimana sono stato ospite al concerto di Tony Colombo. Quindi io credo che veramente di essere forse l'unico, uno dei pochi che può fare questo, perché dentro di me c'è il lato napoletano, quindi vicoli, il lato carnale della musica e mi sento dentro quella roba appieno. E poi c'è anche l'R&B, c'è il jazz, c'è il blues, c'è il soul, quindi non lo faccio apposta, sono così. Quindi un giorno mi trovo bene in quel punto della musica, un giorno in un altro. Hai un'identità chiarissima, comunque si vede proprio che sei centratissimo e... Bellissimo il fatto che tu abbia aperto Serena Brancale e Tony Colombo. Sì, perché poi sono rami dello stesso albero, se uno va ad analizzare anche tecnicamente una canzone dell'uno e dell'altro ci trova sempre delle similitudini. Ora non mi ricordo il nome di questo artista perché l'ho dimenticato, però c'era un artista in una playlist soul storica degli anni 70 che cantava proprio con la frunna di limone, ma non, cioè proprio... Quindi io adesso non ricordo il nome di questo artista perché mi capitò nel calderone, però proprio a dimostrazione del fatto che Napoli e l'America non sono così tanto distanti. Ma secondo me Napoli poi come città è molto molto fluida, nel senso che rappresenta diversissime realtà che sono proiettate anche in altre parti del mondo. Cioè per me, vabbè, i Vagabazzi per Napoli, è un'ossessione la mia. Sei di parte? Sì, siamo di parte. Sì, pure tu. Noi amo. Allora, ovviamente questo processo ti è stato subito chiaro nell'R&B e la tradizione napoletana o è stata una ricerca? Se sì, che ricerca è stata? Allora, la ricerca c'è sempre perché poi bisogna dare un senso alla confusione che la musica a volte ti porta dentro, quindi bisogna ordinare, e l'ordine lo fai con la ricerca e con lo studio. Però è sempre stata una cosa inconscia, perché da adolescente
amavo Alessio e non me ne vergogno, e poi allo stesso tempo nei temi scolastici parlavo dei Black Eyed Peas, di Sean Paul, di Eamon, di Craig David, quindi non mi è mai piaciuto dare le etichette alle canzoni e alla musica, questo lo lascio fare agli altri, perché per me la musica dovrebbe continuare ad essere istinto è sbagliato avere una tavolozza piena di colori e doverne utilizzare soltanto 3-4 perché poi devi rimanere nel tuo, perché poi devi fare quello. La coerenza per me è una cosa fondamentale, perché quando parte una nota, quando parte una canzone, la gente deve poter dire questo è Federico. Quindi questa è una cosa che io ricerco sempre. Però d'altra parte, se a me viene l'ispirazione di utilizzare uno strumento che strizza l'occhio più ad un altro genere rispetto a quello che io ho sempre portato, perché dovermene privare? Quindi per questo dico, la ricerca è importante, lo studio è importante, però l'istinto secondo me nella musica conta di più. Metodo ma anche libertà. Esatto, la libertà e l'istinto conta di più. Bellissimo, che non ci sia, cioè ad oggi annicchiarsi è anche una costrizione digitale, diremo, Sì. che ci ha spinto a dover per forza definirci in qualcosa in modo tale che, ecco appunto, l'identità sia chiara, ma l'identità è anche tutto, cioè l'identità è varia, non so come spiegarlo. Certo, ma... è la figura, cioè sei tu la tua identità, devi riuscire a far sì che le persone ti credano in quello che fai, anche se tocchi più generi e più stili diversi, anche se metti la cassa in 4 o il pezzo senza drums, la gente deve poter dire ok, è Federico, così come lo diciamo, come l'abbiamo sempre detto di Michael Jackson, non che io voglia attenzione, non ci stiamo paragonando a Michael Jackson. Famore di sempre. Famore di. Però diciamo lui, che è il mio idolo, è il mio modello da seguire, ha fatto dischi R&B, ha fatto dischi funky, ha fatto pezzi rock and roll, lo chiamano King of Pop, ma per me è il re della musica in generale, per me. Vabbè, tu un giorno sogni di poter dire quello è Federico, ma è impazzito in questo pezzo, però è sempre Federico. Sì, se riuscissi ad ottenere quello sarebbe la vittoria per la mia musica. Noi te l'auguriamo ovviamente in questa ricerca Grazie. di metodo e libertà e ovviamente sempre ricongiungendoci alla nostalgia che senti in questo periodo. Comunque nei tuoi brani tu tocchi anche argomenti come la vulnerabilità, appunto, questo sentimento nostalgico, relazioni complicate. Perché questi temi per te sono importanti? Perché per me l'amore è importante, è quello che vivo, è quello che mi ha sempre mosso, è quello che mi spinge a scrivere e a fare musica, è l'amore. Poi magari un domani sentirò l'esigenza di toccare altri temi e di scrivere di altri temi, ma sin da sempre diciamo è l'amore che mi muove e quindi scrivo e parlo di quello. Ovviamente poi tu nei tuoi brani crei anche delle immagini, ecco, quindi io ora mi ricollego e dico, mi vuoi dare un'immagine dell'amore per te? L'immagine dell'amore potrei citare l'immagine del pezzo, il mio ultimo pezzo, che mi sveglio solo nella tua metà del mio letto. È un'immagine nostalgica che però rappresenta quanto sia forte l'amore, quanto quell'immagine poi ti faccia vedere una sfumatura dell'amore, che è quella importante, la mancanza, no? Nel pezzo parlo di questo, mi sveglio solo nella tua metà del mio letto, è una frase secondo me, un'immagine forte. Molto che rappresenta. Forte, sì, mi sento lasciata e mi sento lasciata e sto soffrendo. Ti manca anche l'ex delle elementari. Gli ex, perché più fidanzatini sempre. Sì, vabbè, elementari eravamo tutti plurifidanzati. Sì, assurdo, eravamo tutti freschi, fighi, poi boh. E poi è arrivato i 20, ienta, e tu, paura. Sì, allora, adesso andiamo un po' più nel deep dei tuoi brani. Ok. Tu hai scritto Nessuna colpa. Pure stavolta non sento nessuna colpa, si tenga. Paura e trema, pensa con me che ci starà per te, ma manco coraggio di dicere che sì per sempre. La vita non ha avuto niente e niente mi aspetta, non può sapere che da parte me rimane per sempre in tu fritte New York di dicembre. Brano molto intenso. Che momento della tua vita racconta?
Racconta forse il momento più complicato e difficile, Nessuna colpa. Era comunque un momento complicato, sempre il periodo di dicembre. Dicembre è sempre fantastico. Mamma mia, Come dicembre. nostalgia e malinconia, dicembre, quindi l'ultimo mese dell'anno, spesso e volentieri sa essere sorprendente. In bene e in male, perché l'ultimo dicembre invece l'è stato in bene. Comunque, rappresenta Nessuna colpa il periodo più difficile sicuramente della mia vita, dove sentivo mi mancasse la terra sotto i piedi, come diciamo noi a Napoli, e non solo a Napoli, penso infatti della terra sotto i piedi, è una roba Ovunque. nazionale, forse universale, mi informerò. E quindi diciamo è nata di getto da un periodo così complicato, perché poi i pezzi veri, reali, li senti, te ne accorgi, sia quando li stai scrivendo, sia poi per quello che fanno dopo. E quello è un pezzo vero che ricordo ancora il provino di quel pezzo, la voce era, non c'avevo voce, cioè proprio con un filo di voce rotta, ero senza voce, io raramente, faccio una grattata e non si vede dalla camera, questa la tagliamo, raramente sto senza voce proprio, cioè proprio con quel filino di voce che non esce, ma in quel periodo io non avevo neanche la forza per cantare, in quel periodo, e io ho custodito sul cellulare, e lo custodirò per sempre, il provino di Nessuna colpa, che era proprio cantato con quel filo di voce. Secondo me se fosse uscita così, senza voce, stonata, brutta, sarebbe andata ancora meglio, perché era proprio real, quindi rappresenta proprio il momento. Quindi ci tengo particolarmente a quel pezzo. La scrittura di questo brano, insomma, ti ha anche aiutato ad affrontare quel periodo. Sì, è stato determinante. Quindi tu usi anche un po' la tua musica come una forma di terapia. Assolutamente sì, la musica e il mare sono terapeutici per me. In quel periodo scrivevo e andavo spesso da solo sul lungomare? Sul mare, sì. Io sono più vicino alla spiaggia di Pineta Mare, Villaggio Coppola, quindi andavo lì dove ci sono gli scogli. C'era nessuno, cioè oddio, c'erano quelle poche persone che come me soffrivano di qualcosa. Si vedeva. Una panchina, c'erano due abbracci. Poi io amo molto guardare le immagini degli altri ed entrarci dentro. Purtroppo, troppo. L'ha detto. Di Più Federico di troppo Napoli. ho questa sensibilità anche verso gli altri, non solo per le cose che vivo. Soffro anche se vedo gli altri soffrire. Entro dentro, cioè, inconsciamente mi sento attratto dalla loro anima e sto male, cioè non già guardare perché sennò sto male. Sei un male. empatico, sei un maledetto empatico. Super. E quindi oltre me c'erano anche altre persone lì che vedevo, era palese che stessero soffrendo. Non ti puoi nascondere, tu solo su una panchina, tu invece seduto sullo scoglio col cellulare. Non vieni qua se stai bene. Non vieni da solo al mare. Al mare se stai bene a dicembre, gennaio. Quindi. E infatti effettivamente poi hai scritto anche Mare Bucì. Se un mare resta, a me mi basta tu, perché non voglio capire sia notte che sta, non fa freddo più, fare sto mare bucì, e mo perché mi stai facendo morire, stiamo pure così, se il tempo basta, no, non parla più, via dall'anima mia. Che tipo di metafora rappresenta il mare nei rapporti umani per te? Allora, il mare nei rapporti umani, secondo me, è tutto quello che noi possiamo dare e ricevere dalle persone e alle persone. Perciò mare di bugie, mare di amore, mare di baci, mare di... Come un'unità? Un contenitore immenso di cose che possiamo dare e ricevere in amore. E quindi io pesco dal mare, proprio con la canna da pesca, sono uscite le bugie e scrivo Mare Bucì. E quindi questo. Quindi il mare per te effettivamente è non solo terapeutico, ma è anche un assist immaginario che va a stimolare, diciamo, i vari scenari che tu crei. Assolutamente sì, ed è anche e soprattutto ispirazione, oltre che terapia. Quindi tu quando vai al mare da solo, oltre a soffrire, ti aiuta tantissimo. Certo, no, poi Mare Bucì è un pezzo caldo, quindi lì non c'era sofferenza, non c'è sofferenza in quel pezzo, anzi è uno dei pezzi colorati della mia carriera, perché poi ci sono e ci saranno, certo. 60% forse qualcosina in più di pezzi nostalgici e malinconici finora, non so perché, però ma ci avrei scommesso, te lo giuro. Proveremo ad invertire questa tendenza almeno al 50-50, se no poi dopo Vabbè, non sei costretto. no, poi dopo per TikTok non va bene, troppo sofferenza. Diciamolo, ecco, Quindi questa va bene, proveremo a invertire. una condanna.
Tu hai portato anche Dove di De Crescenzo, che onestamente penso sia uno dei pezzi che mi fa più piangere nella vita. Dove devo cercare? Per quali notti, quali vicoli nel fondo di quale mare? Dietro quale mai città segreta? Alla fine di che storia disperata? Dove sei, mio grande amore, dimmi dove io devo andare. Che deserto attraversare, che montagne devo scalare. Dietro quale gente ti confondi, dietro quale volto mai tu ti nascondi. Dove sei, mio grande amore, dove? Dici che speri di riuscire a scrivere canzoni del genere. Come si fa, secondo te? Non l'ho ancora capito. Non l'hai ancora capito? Non l'ho ancora capito. Penso me ne accorgerò qualora dovessi riuscire a farlo, però non l'ho ancora capito. Io intanto provo a portare, diciamo, un nome e cognome simile al suo, cioè Edoardo De Crescenzo Federico di Napoli. Partiamo con lo schema anagrafico, poi vediamo se riusciamo anche a somigliargli. A manifestare, ad attrarre. In termini musicali, sì. Dove è un pezzo incredibile, devo ringraziare Stefano, il mio manager, che nel 2022 lui mi disse: impara questo pezzo e cantamelo. Poi sappiamo che un paio d'anni dopo c'è stato il boom virale anche tra i giovani di Dove. Finalmente, posso dire, uno dei boom virali che finalmente ha senso di De Crescenzo. Felicissimo io di questa cosa. E quindi Dove è un pezzo incredibile, quindi poiché il pezzo che ricerco, quindi vorrei un giorno scrivere un pezzo così, io lo porto nei miei live, lo porto nei miei set come cover, perché non bisogna mai smettere di cantare le canzoni degli altri, perché anche un cantautore deve poter cantare canzoni di altri, canzoni che l'hanno ispirato. Per riprenderle, ma soprattutto per anche reinterpretare qualcosa che già ci è stato donato, che è bellissimo ricordare agli altri che c'è. Per me è fondamentale. Cioè, se si dovesse mai perdere, per esempio, la musica di De Crescenzo, io che ci sono cresciuta morirei, cioè, sarebbe una roba assurda. Allora adesso invece torniamo nel presente. Mi dispiace per te che sei un nostalgico, ma noi adesso dobbiamo rimanere qui. E oggettivamente hai fatto un feat con Gamon. Sì. Com'è nata questa collaborazione? L'ultimo dicembre è stato complicato e, ripeto, non pensavo potesse. A volte le partite si vincono anche all'ultimo minuto. Comunque era dicembre, era un momento particolare e il mio team decide di ritirarci su una casa in uno di quei borghi che a me piacciono tanto, perché mi piacciono i borghi medievali, tipo Sant'Agata dei Goti. Ci ritiriamo in una casa lì per provare a ritrovarci, a riconnetterci tra di noi e con la musica, e proviamo a scrivere un pezzo. Ed esce, diciamo, la prima strofa e il ritornello di 1000 nodi. Poiché è un pezzo, comunque una ballad, è lento, è un viaggio, è magico, dicevo, ci starebbe bene, secondo me, su questa seconda strofa, una strofa rap. Chi è il rapper preferito di tutti noi qui dentro? Gamon. Perché non provare dall'alto dei nostri sogni, no? Perché... E comunque noi scriviamo e lasciamo questa seconda strofa libera, perché secondo me sarebbe diventato troppo pesante cantare io anche la seconda strofa su quel mood, su quella magia, su quei due accordi che si ripetono quasi come fossero un loop. E quindi ho detto, ma io provo a mandare un messaggio su Instagram a Gamon, magari, perché poi lui mi conosce, mi fece una dedica anche sul libro suo che io acquistai e mi conosce da fan, ovviamente. Mal che vada mi dice no, perché non avere il coraggio di chiedergli questa cosa? Io mando un messaggio su Instagram e lui mi risponde: complimenti Federico, il pezzo è molto bello. E io non me l'aspettavo, però mi disse: io devo partire per l'America, non so se riesco. Però mi ha detto no, ha detto non so se riesco a fare questa cosa. Io contatto Stefano e io gli rispondo come, dove e quando vuoi. Devi andare in Danimarca, se tu mi dici vieni in Danimarca lo dobbiamo registrare per forza qua, in Danimarca, in Lapponia, io trovo il modo, faccio anche una gita, capito? Sì, faccio fare una colletta in famiglia, trovo il modo e vengo, prendo un biglietto, vengo in Lapponia. E comunque alla fine, per non portartela, per non da portare a lungo, questo si dice. Questo è napoletano, questo. Napoletano. Alla fine mi manda
mi manda la strofa e io ho pure la reaction sul cellulare di quando l'ho ascoltata. E quindi è nato così, è nato dal coraggio di inviare un messaggio al tuo idolo e di chiedere la strofa dei tuoi sogni per una tua canzone. Gli è piaciuta la canzone, chiaramente poi l'abbiamo riscritta, c'è stata anche la sua penna nel mio testo e quindi in questi mesi è stato rielaborato, è stato perfezionato ed è uscito così. Bellissimo come la passione riesca a rompere quelle barriere che ci costruiamo da soli. Noi siamo i nemici, i più grandi nemici siamo noi di noi stessi. L'ho capito col tempo. Però possiamo anche diventare i migliori amici di noi stessi. Esatto. Questo però secondo me è un processo che finisce, molto difficile, finisce verso gli anta. È più facile abbattere un nemico esterno che abbattere il nemico che è dentro di te, è vero questo? Mamma mia, no, vabbè, l'ha è la verità, proprio... non voglio fare il filosofo qui. No, ma è giusto che si mandino certi messaggi per me di questo tipo, soprattutto di autocoscienza, perché oggi le persone sono farfallesche nei loro ragionamenti interni, si concentrano poco sull'essenza. Esatto, si perdono in tante chiacchiere e questo fa perdere anche la connessione con se stessi, con l'arte, non la fa percepire più come una cosa bella che ti tocca, perché non ti tocca più niente, non sai dove ti deve toccare. E quindi vabbè, poi questo è il mio discorso filosofico. Però è bello, cioè, nel senso è real, quindi certo, mi piace ascoltarlo. Allora, torniamo a noi. A che punto della tua carriera sei in questo momento? Secondo me sono ad un punto, ad un bivio. Secondo me è arrivato il bivio della carriera. È un periodo in cui con l'uscita di questo pezzo ci ho tenuto a mettere una bandierina importante su quello che voglio fare e quello che voglio essere. Quindi adesso sento di aver raggiunto una maturità personale in primis proprio nei confronti della musica, proiettata sulla musica. Credo molto nelle mie visioni, nelle mie idee. Ecco, il fatto di dire che il maggior nemico, il peggior nemico di noi stessi siamo noi, l'ho capito anche facendo musica, soprattutto facendo musica, e quindi questa cosa la voglio abbattere, questo nemico, e sento di trovarmi in un periodo, in una maturità capace di poterlo fare. Quindi mi sento maturo e sicuramente sembro quegli allenatori che parlano. Mi sento pronto, Sento pronto a scendere in campo. Quindi sento di aver raggiunto una maturità, sono ad un bivio in cui voglio andare dalla direzione giusta, e quando è la direzione giusta io lo sento, e dimostrare qual è il mio colore preferito della musica. Quindi bello. Ci siamo. Sai già che colore è? Sempre una sfumatura. È sempre una sfumatura, netto, mamma mia quanto sei un nostalgico assurdo. Non è mai un colore. E tra l'altro sono anche daltonico un po'. Tipo quelle immaginette che devi pescare, cioè devi vedere il numero dentro, l'hai mai fatto il test per, penso, il daltonismo? Biologicamente. Ci sono varie macchie e dentro quelle macchie c'è un numero fatto quei colori, lo vedi, tutto a posto, non lo vedi come nel mio caso. Sei daltonico? Sì. Sei daltonico. Quindi... Sì, però non tutti, ci sono anche delle immagini. Nelle sfumature magari riesci qualche sfumatura non la riesco a cogliere. Allora, ultime domande, siamo agli sgoccioli. Prima di tutto voglio sapere un aneddoto con la musica che continui a conservare con estrema gioia. Ma con la musica d'oggi io conservo il sogno di aver cantato a New York, tra le varie cose, perché è una cosa che non mi sarei mai immaginato, perché non è scontato, perché anche un cantante di successo italiano non è scontato che possa cantare un proprio pezzo a New York. E di questo ringrazio Deborah De Luca, che ha colto Nisciuna Colpa, ecco, vedi, è riuscita a cogliere la verità in quel pezzo, ne ha fatto un remix e ha deciso di inserirlo nel suo disco e presentarlo a New York. Io ricordo perfettamente il suo messaggio, il suo invito a cantare a New York. Io mi ricordo non le risposi, ma non perché ci stessi pensando, ma perché per me era, cioè, dovevo realizzare se fosse vero quello che stavo vivendo oppure no. Cioè, ti sei preso del tempo per metabolizzare? Sì, il tempo per capire che cosa stesse accadendo, perché poi per uno che è sempre stato abituato, cioè per uno come me che ha sempre perso, perché ho sempre perso ai provini, ho sempre perso ai contest, ho sempre perso ai concorsi, ho sempre perso, quindi sono abituato a perdere, non a vincere, quindi vengo dalle sconfitte, sono uno che viene dalle sconfitte vere, e quindi
una vittoria così, ti mettono la Champions, la Coppa davanti, dicono aspetta, è vera, È uno fammi scherzo, vedere. è uno scherzo. È uno scherzo. Allora non risposi. Lei poi mi scrisse di nuovo, mi disse ma ci stai pure pensando? Dissi no, non è che non ci sto pensando, sto capendo se non ho il passaporto, non mi sei mai aspettato qualche mese di andare a New York, non ci ho pensato proprio al passaporto, che sei concentrato in studio con la musica, non immaginavo di dover fare un passaporto per andare a cantare a New York. E invece è successo, quindi quell'emozione lì, io mi sono sentito lì di aver vinto, di aver raggiunto un sogno e se la musica fosse finita in quel momento io il sogno l'avrei già vissuto, realizzato. E invece non ti fermi? No, non mi fermo. È perché la passione questo fa. E poi c'è stato Gamon, adesso dobbiamo fare ancora tante cose. Vabbè, quanto ci aspetta? Sì, diciamo. dobbiamo fare ancora tante cose, voglio fare Sanremo, voglio fare tutto. Vuoi fare tutto? Tutto. Allora, non c'è tempo per poterlo fare, vedi Sal. E chi ha tempo non aspetti tempo, questa è italiana, non è Questo napoletana. non è napoletano, ma va bene, l'accettiamo. L'accettiamo, purtroppo l'accettiamo. Adoro. Allora, ultima domanda, e qui puoi essere anche un po' irriverente, ecco. Che cosa diresti alla musica qui, sul contesto italiano? Scitete, calare il doce. Sì, scitete un poco. Perché? È perché dorme su tante cose. Dorme su tante sfumature, ecco, tornando al colore. Sembra veramente che voglia solo determinati colori, che voglia solo determinate cose, invece c'è tanto, si sta dasciatando poco, veramente. Perché mette la luce, pone la luce su cose, sembra che sia... Sì. Sono totalmente... mi tiro fuori, Federico non fa musica. Federico è un appassionato di musica che ascolta musica da bambino. Vedo la musica così. Unidirezionale su tantissimi aspetti, su tante cose, telefonata. C'è anche i dischi su telefonate che trovi in featuring. Wow, featuring questa combo così... No, te lo aspetti. Non te lo aspetti, i soliti nomi, i soliti dischi col solito amico. Un po' noioso. A volte è un po' noiosa, poi a volte ci sono dei fatti belli che escono, delle cose nuove. Qualcosa facendo deve essere una cosa bella, sì, ci sono delle robe nuove che sono fighe, però in linea di massima quello che mi sento di dire è scitate, perché c'è tanta roba che secondo me se accendiamo una luce su queste cose la gente si può divertire di più, sì, si può divertire molto di più. Bellissimo, allora io ti ringrazio tantissimo per questo viaggio. Grazie di umiltà, di passione, di tenacia e soprattutto di realtà. Grazie, molto, è stato molto mi raccomando tagliate perché io sono logorroico e prolisso quando parlo. In realtà non sei stato per niente logorroico. Qualcosa va tagliato. Grazie Federico, noi ti salutiamo, mi raccomando. Grazie mille. Federico. Applausi. Estamos. Bello. Bello? Assai, bello. O lo rifacciamo? Sì. No. Lo rifacciamo. Questa era proprio. Ti immagini?